Allora bisogna fare una correzione giusta e doverosa, è selfie e non self. Queste cose moderne ogni tanto io mi Vabbè, confondo. Vabbè. Ok, parliamo del calcio a 5, lo facciamo subito con i risultati, in schermata insieme ad Alessio, parliamo della Serie C1, il girone tutto siciliano, molto impegnativo perché c'è la Mabonat che vincendo oggi insomma, è al primo posto. La Mabonat, Ettore, non si ferma più, avremo modo a breve di parlare con Mister Gallo, ma la Mabonat non si vuole fermare. 4-1 nello scontro diretto a Gela, dopo essere stata in svantaggio rimonta ben 4 reti, la doppietta di Rizzo, il 96 decisivo nella vittoria neroverde che proietta appunto la squadra di Mister Gallo, prima in classifica a 9 punti, solitario, secondo posto solitario anche per la Futsal Regalbuto che era chiamata ad una prova del 9 contro l'Argirium e contro l'Argirium la Regalbuto risponde 6-2, doppiette di Insinga, Capuano, Campagna, insomma una Regalbuto che ha un collettivo davvero importante e che gioca davvero un grande futsal guidata da mister Paniccia. Riusciamo a vedere la schermata della classifica così abbiamo un quadro più completo, no? Perché il Regalbuto, come detto bene, a 7 punti incalza. Esatto, incalza anche l'Asso Porto Melilli che vince una partita difficilissima a Enna con 2 espulsioni, la partita finita 4-3, 2 espulsioni per l'Asso Porto Melilli e 4 tiri liberi per l'Ennese che non riesce però a pareggiare e rimane a quota 1 in classifica come fanalino di coda. Vittoria anche per lo United Capaci che sotto per 4-1 nella prima fazione di gara rimonta e segna ben 7 reti nel secondo tempo. 4-4 tra Peloritana e Mascalucia, l'unica grande per così dire di questo campionato che stecca, era in vantaggio per 3-1 la squadra di Mister Zinna, si fa pareggiare 3-3, poi il gol di Bosco a 3 minuti dalla fine della gara e poi la Peloritana schiera il quinto uomo, portiere in movimento, sfrutta una disattenzione difensiva dei biancoblù che quindi si fermano sul 4-4 e salgono solo a quota 4 in classifica. Vittorie negli scontri salvezza per il Camarina contro un irriconoscibile Cus Palermo per 7-0 e vittoria della Real Futsal contro il Marsala nel derby appunto di Marsala per 6-1 con una poker di un grandissimo Di Marco decisivo nella vittoria del Real. Allora, abbiamo al telefono a questo punto l'allenatore che in questo momento è al primo posto in Serie C1. Al suo esordio. Al suo esordio. Abbiamo mister Antonio Gallo. Mister, mi sente? Sì, buonasera. Buonasera mister, intanto complimenti perché insomma stare in vetta è sempre molto bello, rimanerci è sempre difficile, però io credo che con il lavoro insomma i sacrifici poi vengono premiati, sono dell'idea che comunque la continuità poi alla fine rimane. Beh, sicuramente stare sopra è sempre un piacere, è sempre bello e comunque noi lavoreremo per fare il meglio possibile. Quindi quello che conta è la settimana, quello che riusciamo a fare la settimana per trasformarla al sabato e continuare a crescere. Ciao mister! Ciao! Alessio Patti non si è presentato. No, vabbè, chiedo scusa. Io ti faccio i complimenti, una grandissima vittoria a Gela, era una prova importantissima per voi. Io, ho parlato di un collettivo, un gruppo granitico, e questo è chiaramente merito tuo che guidi la squadra, ma un dato fondamentale è che i giocatori decisivi in queste prime 3 giornate per la Mabonat, oltre al solito Andrea Di Trapani, sono gli under. Rizzo Lonigro su tutti, ha segnato anche la rosa, e questo è anche un merito per te che hai guidato la Juniores alla vittoria del campionato regionale l'anno scorso, perché la Mabonat è campione regionale Juniores in carica, e quindi è un progetto che continua e tu ne sei il protagonista. Sì, questa è la cosa di cui ne siamo più orgogliosi sicuramente, anche perché il progetto è partito 2 anni fa, dove siamo arrivati il primo anno in Final Four e l'anno scorso siamo riusciti a vincere il titolo regionale. E adesso ieri eravamo 4 over e 8 under 20. Per cui abbiamo Cipolla, Andrea Di Trapani, Tarantino e poi tutti i ragazzini piccoli che stanno facendo veramente bene. Bene, allora a questo punto lavorare con i giovani credo che sia sempre più difficile, però si
si raccolgono soddisfazioni maggiori. Guarda, io sono dell'idea, mister, che quando si lavora con i giovani le soddisfazioni sono maggiori, quindi sei sulla buona strada. Però per raccogliere soddisfazioni con i giovani bisogna essere preparati. Beh, è il chiaro. caso di Il mister caso Gallo del che sta mister- dimostrando con i numeri Infatti. il lavoro, che il lavoro paga. Benissimo, grazie mister per il tuo intervento, buon lavoro e buon proseguo di stagione, a presto! Ok, grazie, in bocca al lupo per voi per il lavoro. Grazie. Era Antonio Gallo, allenatore della Mabonat. Io però prima di parlare dei 4 gironi di Serie C2 devo fare una domanda un po' cattivella a due rappresentanti, Avola e Frigentini. Adesso praticamente tutta la Sicilia vive di calcio a 5. Come mai, insomma, per esempio ad Avola, Saro, il calcio a 5 non riesce a coinvolgere, tra l'altro vicino ad Augusta, per cui insomma, bene o male lì c'è una tradizione. Pensate solo al calcio. Fai una domanda a cui non ti posso rispondere più perché Lo so, non infatti. sono di Avola, quindi non Sì, so però la è anche realtà. vero che vivi ad Avola calcisticamente il Sì, tuo... non gliel'ho mai chiesto, quindi non so perché non abbiano mai avuto la Però meglio possibilità. per voi così, insomma, tutti il budget vengono indirizzati per il calcio, no? Forse. Ad Avola, come settore giovanile, come siete organizzati? Avrete sicuramente la Juniores. Sì, abbiamo una juniores e poi ci affidiamo a 2 o 3 scuole calcio abbastanza organizzate, tra cui attingiamo... Saro, per però quanto sai riguarda gli benissimo altri. che, insomma, come società il settore giovanile diventa fondamentale, no? Si stanno anche in organizzando, prospettiva. si stanno organizzando, ho sentito parlare qualcosa tra di loro, si stanno organizzando per poter potenziare questa società. In effetti il settore giovanile è una È bella vero, componente. è vero. Presidente, invece lì a Frigentini calcio a 5 è 0. Calcio a 5 ancora no, perché fare più campionati e curare più cose diventa un pochettino difficile. Non quindi- tanto voi come società, ma anche altre società. Le strutture ci sono per fare calcio a 5? A Frigentini no. No, A e quindi Frigentini questo già no. sarebbe un penalizza piccolo un po', problema. penalizza un po'. Penalizza. Beh, però tante squadre giocano sul sintetico, Sì. quindi comunque è un buon modo per cominciare. Chiaro, Poi chiaro. alla È fine- una piazza, diciamo, vergine sotto questo Sì, punto di sì, vista, sì, quindi potrebbe molto. essere interessante. Parliamo ancora di calcio a 5 in questa parte finale della nostra trasmissione, lo facciamo adesso con la serie C2, con i 4 gironi, abbiamo subito la schermata dei risultati del girone A e poi il commento anche di Alessio. Sì, Ettore, perché lo 0,91 si conferma, consolida il primato in classifica battendo per 5-4 il Palermo calcio a 5 del presidente Messeri in una partita rocambolesca. Lo 0,91 passa in vantaggio addirittura per 5-0, quindi sembra la partita chiusa, ma il Palermo calcio a 5 riesce a segnare ben 4 reti nella seconda parte del secondo tempo e solo il... Questo è anche il calcio a 5. Esatto, un blackout da parte della capolista che subisce 4 reti, 2 ad opera di Riesi e 2 di Pitarresi, che mettono a repentaglio il primato in classifica. Tuttavia poi il triplice fischio sancisce il quinto successo in 6 gare per lo 0,91 che si conferma primo in classifica a quota 16 punti, tallonato dallo Sporting P5 che spugna il campo del Santa Maria della Daina per 5-2, sale a quota 15 punti, quinto successo di fila per lo Sporting P5 dopo lo stop della prima giornata di campionato. Altro successo per l'Atletico Palermo che ha 12 punti in classifica, 3 in meno dello Sporting P5, però è virtualmente agganciato ai giallo-blu perché ha già osservato il proprio turno di riposo. Primi punti per il Villauria che vince per 4-3 contro il Cittadella Pantelleria. Nel girone B invece abbiamo questo Acragas che continua anche a vincere fuori casa, raggiunge la vetta della classifica e gode tutta Agrigento perché sia la squadra in Lega Pro che anche il calcio a 5 va bene. Ben detto Ettore, un momento molto positivo calcisticamente parlando per Agrigento, l'Acragas Girone B Futsal- di Serie C2. Esatto, girone B di Serie C2, la regia mi può venire in aiuto con le schermate perché l'Acragas Futsal spugna il polivalente di San Giovanni La Punta contro la Via Grandese con un 4-2 davvero importante, un campo difficile quello della Via Grandese e che proietta una vittoria che proietta l'Acragas primo in classifica. Non è una vetta solitaria perché se ti ricordi la scorsa settimana avevamo parlato di 4 capilista, questa settimana il numero si dimezza, sono 2, l'altra è la Gearsport di Piazza Armerina che vince per 4-3 nel campo dello Sporting Soccer, si fermano quindi Vigor San Cataldo e appunto Sporting Soccer, risalgono le quotazioni della Ramacchese che vince in casa per 6-2 e torna al successo dopo 2 KO di fila. Allora ci avviciniamo sempre di più ai due gironi un po' più vicini al Catanese che ha comunque
sicuramente un bel giro di calcio a 5, Assolutamente, giusto? assolutamente. Parliamo del girone C adesso di serie C2 dove abbiamo la Ciplatini che è in testa. La Ciplatani che ha vinto la propria la gara che doveva recuperare a tavolino per 6-0 e quindi non dovendola recuperare avendo 3 punti in più sale al primo posto in classifica con 13 punti insieme al Mortellito dopo una vittoria straordinaria maturata nello scontro diretto contro la Stella Rossa Santa Tecla. Mortellito che con lo stesso punteggio si impone fuori casa contro il Meriven, si ferma invece la PGS Luce nel campo del Realaci per 2-2. Bel gruppetto invece a quota 9 punti in classifica, Città di Olivieri sconfitto a Milazzo, Virtus Milazzo appunto e Nike Club a quota 9. E chiudiamo adesso col girone D e poi sentiremo la telefonica che avevamo già anticipato la scorsa settimana con il delegato FIGC del calcio a 5 Pietro Ranno. Girone D dove abbiamo la sorpresa Scicli, no? Tanto sorpresa no Ettore, perché una squadra davvero ben attrezzata guidata da Marcelo Mittelman. Ho detto che la sorpresa perché ha pareggiato in casa. Ah, ti chiedo scusa, sì, perché sono informato, un pareggio che ha dell'incredibile, ma forse neanche troppo. Ha dell'incredibile perché il Catania Calcio a 5 è andato a Scicli con ben 8 giocatori in meno, molti non tesserati per via delle vicende che poi ci spiegherà Pietro Ranno, altri infortunati, insomma con ben 8 uomini in meno il Catania pareggia a Scicli per 1-1, sale a 5 punti in classifica, ma non è un ritardo eccessivo, perché se consideriamo che il Catania nelle prime 5 gare ha giocato contro Villasmundo, Scicli, Canicattini e Sortino, sicuramente un calendario più agevole, poi con i tesseramenti di dicembre potrà proiettare il Catania ancora più in alto in classifica. Allora abbiamo parlato di tesseramenti, allora abbiamo subito in collegamento Pietro Ranno, delegato FIGC del calcio a 5, per spiegare quello che nella parte finale domenica scorsa ha cercato di inquadrare. Purtroppo il tempo era tiranno, non che adesso siamo tanto larghi, però sicuramente qualche minuto in più ce l'abbiamo. Pietro Ranno in diretta, pronto? Sì, buonasera a tutti voi. Buonasera, allora Pietro, ci dai un po' il quadro chiaro di questa situazione dei tesseramenti, perché Alessio Sì. ce l'ha già accennato, sicuramente ha mandato in tilt parecchie società. Sì, voi avete parlato in modo specifico del Catania C5, ma io voglio parlare più in generale, perché oggi come oggi i tesseramenti sono facilissimi da fare, perché sono tutte nell'area società. Ogni società ha un'area sua particolare che ci entra con la password e poi se il tesseramento viene fatto bene, se i giocatori da tesserare sono liberi, gli dà il semaforo verde, mentre che se rimane rosso vuol dire che non è tesserato. Quindi praticamente può succedere che una società per esempio che ha dei giocatori che hanno più di 25 anni, che hanno usufruito dell'articolo 32 bis, molte società non sanno che pur rimanendo nella loro stessa società quel calciatore deve firmare ogni anno come se fosse nuovo, e quindi tante società che non li fanno firmare per il secondo anno, terzo anno consecutivo che sono con loro, molto probabilmente nel passato giocavano senza tesseramento perché loro pensavano che erano tesserati con loro, invece con l'articolo 32 bis, che è praticamente la possibilità di un calciatore che compie 25 anni di liberarsi dal vincolo, perché come sapete il vincolo esiste dai 14 anni fino ai 25 anni, dopodiché si fa questa domandina dell'articolo 32 bis e il giocatore rimane libero, però rimane libero ma si deve tesserare ogni anno anche se gioca con la stessa società dell'anno precedente. Ho capito. Questo può essere uno delle possibilità. Alessio. Però se posso completare il discorso, Sì. tutte le società oggi come oggi, con il nuovo sistema che c'è online con l'area società, basta che cliccano sul tabulato dei loro giocatori, che è quello realmente fino a quel momento, loro non possono avere nessun dubbio su chi hanno tesserato o meno. Addirittura da quest'anno possono stilare pure la distinta di presentazione all'arbitro direttamente dalla loro area società, mettendo le crocette nei quadratini. Quindi, Pietro, in poche parole il digitale è entrato a 360 gradi sul discorso tesseramenti, quindi bisogna fare attenzione. Giusto? Certo, praticamente è tutta una questione amministrativa che le società
devono procurarsi, prima di fare i giocatori e gli allenatori e le tattiche, un buon segretario. Alessio voleva dire qualcosa, Alessio voleva dire qualcosa. A proposito del digitale, è stata introdotta quest'anno la firma elettronica ed è stata una pratica burocratica che è stata lamentata da molti dirigenti. La divisione nazionale l'ha abolita, in Sicilia ce l'abbiamo, e questo a detta dei dirigenti che hanno subito delle penalizzazioni in classifica a seguito di sconfitta a tavolino, è un danno. Ci spieghi un po' come funziona, perché non è stata abolita? Praticamente noi siamo, la divisione 7-5 essendo a parte ha potuto non metterla in atto. Da quest'anno è partita questa digitalizzazione e praticamente hanno aderito in tutta l'Italia solamente 4 regioni, di cui una è la Sicilia. Ci sono i pro e i contro. I contro sono quelli che, come dicevo prima, le società non sono preparate per le cose amministrative, ho capito. A prendere i giocatori a compagnia bella, però ci sono anche i pro, che praticamente una società, che poi è facile, basta inquadrarlo la prima volta, una società non ha più l'onere di venire in federazione per presentare. Questo credo che sia una cosa... O se no di andare alla posta all'ultimo minuto che chiudono questa è una cosa interessante, questa è una cosa importante. Si fa tutto con le scanner da casa propria e non c'è nessun tipo di problema, quindi voglio dire hanno avuto un po' di problemi perché non sono preparati amministrativamente. Benissimo. Però diciamo che è un vantaggio della società, si deve vedere sempre il lato positivo, il bicchiere mezzo pieno. Certo. La federazione non fa mai niente contro la società, fa tutto per aiutare le società. Va benissimo, lei, anzi ci diamo del tu perché ci conosciamo da una vita. Certo. Pietro, hai perfettamente ragione, sono d'accordo che le società debbono rinnovarsi anche dal punto di vista burocratico e la digitalizzazione è fondamentale. Ti ringrazio per il tuo intervento, è servito sicuramente a moltissime società che operano nel settore del calcio a 5. Grazie ancora. Noi siamo sempre a disposizione per quello che hanno bisogno, siamo giusto. Sempre. Grazie. Sia per telefono che di presenza. Grazie. Pietro Rano, delegato FIGC del calcio a 5. Io credo che comunque è giusto che ci sia un cambiamento anche dal punto di vista burocratico all'interno delle società, o che siano di calcio a 11 o che siano di calcio a 5. No, sono d'accordo Ettore, però è importante fare chiarezza. È importante. Perché forse magari sarebbe stato ideale fare un piccolo corso a qualche dirigente. Assolutamente, perché quando si tratta di un solo tesseramento, magari è avvenuto l'ultimo giorno di mercato con fretta, può capitare l'errore del dirigente. Certo. Quando si tratta di un elevato numero di giocatori, forse non è solo un problema dei dirigenti. Allora, siamo quasi ai saluti, lo facciamo intanto con i nostri ospiti che sono stati presenti oggi all'interno della nostra trasmissione. Parliamo con il presidente del Frigentini, Salvatore Colomba. Avete problemi con col tesseramento digitale? Nessun problema, ci siamo trovati benissimo. Moderna, hai visto? Questa è una società moderna. Benissimo. Sei d'accordo, penso, su questo fatto, no? Senza Perché dubbio. prima il cartaceo... Si evitano un mare di fila alle poste. A parte questo, poi anche in tempo reale, insomma, avviene subito il tesseramento, che è fondamentale. Si può evitare benissimo di fare errori. Allora, stagione importante, salvare la categoria, nessuna presunzione di fare altre cose. Considerando che ci sono 12 squadre nel girone che devono vincere il campionato, ci le mettiamo a salvarci. Qualcuno deve pure salvarci. Ci mettiamo a salvarci. Benissimo, invece con Saro Monaca, importante vittoria con l'ACI Sant'Antonio oggi, e a questo punto non vi potete più nascondere e anche voi in società ne siete pienamente convinti. Non vorrei essere ripetitivo, mettiamo altri 3 punti in cascina per stare tranquilli. Poi sono altre le società che puntano a vincere, forse l'hanno detto tramite i media. Sì, però è anche vero che voi siete al secondo posto e quindi in questo momento godetevi questa bella posizione, che non è di privilegio, però fa paura alle altre. Guardiamo cosa fanno le altre e poi del resto faremo noi. Sono d'accordo. Allora buon lavoro e magari alle prossime. Grazie. Per capire bene come è andata anche la stagione. Grazie. Salutiamo Alessio. Ettore, oggi lo spazio calcio a 5 è stato abbastanza chiaro, in modo che così anche sul discorso dei tesseramenti qualcuno avrà preso appunti. Era doveroso chiarire, sicuramente. Saluto te, saluto tutti i nostri telespettatori, rimando l'appuntamento a domenica prossima. Grazie ad Alessio, mi avvicino alla nostra splendida Federica, che la settimana prossima sarà risostituita da Jenny. E anticipiamo che molto presto ci saranno parecchie novità, a novembre, insomma trasferimenti, cose, stiamo lavorando per delle sorprese. Rimanete con noi, perché ovviamente
vedrete sempre più Infatti. innovazioni. Allora, prima di congedarmi e congedarci da voi, voglio ricordare una cosa importante, un ringraziamento doveroso ad un gruppo che lavora alle spalle dietro le quinte di penalty, su tutti la Imprinting Movies di Francesco Carrabino, che tra l'altro ha compiuto gli anni qualche giorno fa, quindi ha fatto ieri, quindi ha festeggiato il suo compleanno, ed è una persona importante perché ha realizzato tutta la grafica che vedete all'interno della nostra trasmissione penalty. Poi volevo ringraziare la Sicra con Achille Teghini, volevo ringraziare anche Giuseppe Signorino e naturalmente anche la regia di Modica, Michele Rizza, Carmelo Gennaro, Renato ed Elio Scollo. Che dire, ci vediamo la settimana prossima, come al solito in diretta alle 19 sino alle 21 sul canale 11 del Digitale Terrestre e sulla piattaforma Sky. Sì, numero? 823. Ce l'ha fatta, Ok. benissimo, 823, siamo in replica anche dopo la mezzanotte, in replica anche domani mattina a partire dalle ore 7, insomma non ci perderete, noi ci vedremo dal vivo naturalmente fra 7 giorni. Arrivederci a tutti.